Il calcio, campionato di promozione. Domani ad Aragona si gioca la partita Aragona contro Fulgatore. È l'ultima gara del 2025. Mister Carmelo Giordano presenta la sfida contro il Fulgatore, sulla carta un avversario abbordabile, ma guai a sottovalutarlo. No, non ci sono partite abbordabili, tutte le partite vanno giocate con attenzione, con applicazione, con intensità, perché poi devi essere bravo tu a portarle dalla tua parte e farle diventare delle partite semplici. Ci presenti il Fulgatore, che avversario è? Diciamo che Fulgatore è una squadra, se non mi ricordo male, che è stata ripescata, una squadra allenata bene da Grammatico, una squadra esperta, composta anche da giovani interessanti, è una squadra che va presa con le pinze, che se non approcciata bene come tipo di gara rischi di fare brutta figura. Dopo la sconfitta di Alcomo, come siete ripartiti? No, non è successo niente, assolutamente niente, perché l'Alcamo è una squadra importante. È chiaro che siamo dispiaciuti perché venivamo da un filotto importante, però la legge dei grandi numeri dice che le sconfitte devono arrivare, è arrivata al momento giusto. Presidente, è l'ultima dell'anno, domenica qui ad Aragona, arriva il Fulgatore, avversario sicuramente abbordabile sulla carta, ma come detto guai a sottovalutarlo. Che partita ti aspetti domenica? Mi aspetta una partita sicuramente tosta, perché vero è che magari il Fulgatore occupa la posizione di centroclassifica, ma è altrettanto vero che non verranno qui sicuramente a spazzolare le bambole, quindi verranno a fare la loro onesta partita, cercando comunque di prendere il massimo possibile. È chiaro che però noi siamo all'ultima in casa e quindi abbiamo il piacere insomma di laurearci campione d'inverno, anche se come ha detto il mister prima conta poco, però è sicuramente un buon risultato che dal punto di vista morale ci proietta verso un giorno del ritorno che speriamo possa essere alla stessa stregua della giornata andata. Aragona ancora sul mercato, avete ingaggiato un attaccante di spessore, Pirrotta, per raggiungere quale obiettivo, Presidente? Questa è una bella domanda. È chiaro che noi ci siamo confrontati con lo staff tecnico prima dell'apertura del mercato. Come società abbiamo chiesto che, vista la posizione classifica, è giusto provarci e quindi abbiamo dato, diciamo, mandato al direttore sportivo di fare mercato. Sono arrivati 5 giocatori importanti, non ultimo, in ultimo ma non per ultimo Alessandro Pirrotta, che sicuramente ci darà una grossa mano in quello che è un reparto avanzato comunque già di grande qualità. Il 2026 può essere l'anno dell'Aragona del ritorno in eccellenza. Ma guarda, sognare non costa nulla, noi non poniamo limite alla Divina Provvidenza, sarebbe un sogno perché per una città come Aragona, che lo ribadisco conta poco meno di 9.000 abitanti, fare un campionato d'eccellenza è come fare la Serie A. Quindi mi piacerebbe, perché sarebbe il coronamento di un percorso iniziato 5 anni fa, questo lo ricordo, dalla terza categoria, lo chiamerei anche il miracolo Aragona qualora si dovesse verificare, però insomma rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo a domenica.